Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si rinnova e si rafforza il rapporto tra l'Istituto di Istruzione Superiore Mancini Tommasi e l'Associazione Olivicola Cosentina. Accanto a me abbiamo Massimino Magliocchi, che rappresenta appunto l'associazione, e il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Graziella Cammalleri. Dottoressa Cammalleri, l'istituto oggi rappresenta un punto di riferimento importante per la Regione Calabria, che ha una forte vocazione agricola. Un istituto che completa, oltre all'offerta formativa, anche una parte pratica. Esistono aziende agricole che rappresentano proprio l'istituto e anche una parte educativa. Vogliamo cominciare da come viene sviluppata intanto la didattica in questo istituto? Bene, oggi è una giornata particolarmente importante perché viene, come dire, sancito uno degli elementi importanti, che è il rapporto con le aziende e con le associazioni del settore che affiancano la nostra offerta formativa, quindi un curriculare che consente l'apertura sul mondo del lavoro. L'associazione olivicola per noi è un'associazione importante perché il nostro oliveto produce dell'ottimo olio, e questo sodalizio che va avanti da anni, anche se con qualche interruzione per qualche tempo, rappresenta certamente un elemento di forza. Noi col dottor Magliocchi abbiamo voluto, come dire, sottoscrivere questa convenzione per dire che la scuola non è estranea a quello che avviene nel mondo del lavoro, ma si interfaccia continuamente, in questo caso con l'associazione di olivicoltura, perché per i ragazzi il mondo del lavoro non sia altro rispetto a quello che avviene all'interno della scuola, e siamo anche disposti e disponibili ad una flessibilità e a modulare il curriculare rispetto a quello che le aziende del settore ci chiedono. Con l'associazione olivicola c'è appunto questa sottoscrizione che ci mette come interfaccia, non soltanto perché mettiamo a disposizione il nostro frantoio per i piccoli coltivatori degli uliveti che sono nella zona, appunto lei lo ricordava, la Calabria ha una forte vocazione agricola, ma magari veniamo incontro anche a difficoltà economiche di utilizzo di un frantoio tra virgolette privato, e d'altra parte l'associazione in qualche modo ci rinforza perché anche l'utilizzo del nostro laboratorio per le analisi chimiche sia sulla qualità e l'acidità dell'olio piuttosto che sulla qualità del nostro vino, il vino svevo che produciamo nella nostra cantina, ma anche per come dire, andare a testare l'acqua o andare a testare il terreno per capire quali elementi devono essere poi aggiunti, sempre con una agricoltura, diciamo, controllata e che è vocata anche ad una coltivazione il più possibile biologica. Ci consente di avere per esempio una messa a disposizione di attrezzature per completare il nostro laboratorio, e quindi l'azienda, e questo è un elemento di forza dell'Istituto Agrario Tommasi di Cosenza, di 4 ettari di terreno, rappresenta una sorta di aula decentrata dove i ragazzi vanno a sperimentare sul campo, possiamo usare questa espressione che è pregnante, calzante, in questo caso fortemente pregnante, vanno a testare quello che è un sapere, diciamo, solo a livello teorico, e il connubio tra attività pratica e attività
qualità appunto di contenuti culturali si traduce poi per i nostri ragazzi in competenze che saranno spendibili nel mondo del lavoro. L'anno scorso con l'associazione abbiamo realizzato una bellissima iniziativa proprio sulla specializzazione sulla potatura degli ulivi, perché abbiano ad avere anche non soltanto vita lunga ma una migliore produzione in termini di qualità del prodotto finale, e i ragazzi si sono entusiasmati. E i potatori, la figura del potatore è una figura che è richiesta dal mercato del lavoro, quindi una scuola che non si pone in ascolto delle esigenze del mercato del lavoro è una scuola che è anacronistica, rimane ancorata ad un passato ma non si proietta verso il futuro. Il futuro sono i nostri giovani, a loro dobbiamo aprire il maggior numero di opportunità e di occasioni per potersi inserire nel mondo del lavoro, o perché no contribuire a rafforzare anche le aziende familiari, perché molti dei nostri ragazzi hanno appunto delle aziende familiari che potranno, come dire, far progredire con competenza e con una preparazione che li pone non come fai da te ma con come dire, esperti del settore. Esperti non solo nelle materie prettamente legate al settore agricolo ma anche alla parte legislativa, cioè i ragazzi escono anche con delle competenze in grado di riconoscere e magari usufruire di bandi appositamente creati nel settore agricolo. Sicuramente anche l'aver un'altra convenzione con per esempio il Collegio dei Periti Agrari di Cosenza ci pone nella condizione di mettere i ragazzi in grado di sfruttare le occasioni dei finanziamenti che la Comunità Europea mette a disposizione nel settore dell'agricoltura, che è un settore trainante. Noi come Istituto di Istruzione Superiore Mancini Tommasi da 2 anni stiamo portando avanti veramente con grande caparbietà, con grande forza anche il discorso della filiera corta. Tutti i prodotti che vengono realizzati qui nell'azienda vengono poi o consumati dai ragazzi del convitto, perché lei lo accennava, c'è anche un convitto annesso all'azienda agraria per consentire ai ragazzi che viaggiano da paesi più lontani rispetto al centro urbano di poter permanere qui durante tutta la settimana, ma soprattutto, come dire, danno l'occasione di poter aprirsi a non rimandare indietro i fondi che l'Unione Europea mette a disposizione, ma poterli utilizzare nella loro pienezza, e questo è un modo per contribuire anche allo sviluppo, anche e soprattutto allo sviluppo economico della nostra regione. E poi una parte di questi prodotti vengono portati all'Istituto Alberghiero, che è appunto il Mancini, dove questi prodotti diventano dei piatti dai quali si può, come dire, gustare il sapore della tradizione, rivisitato anche con una chiave creativa e innovativa che rientra in quella che la Regione Calabria sta portando avanti, che è la filiera dell'enogastronomia, la sottolineatura del valore di itinerari enogastronomici importanti anche come motivo per richiamare un turismo che ormai non vuole più soltanto, non si accontenta più soltanto della visita all'aspetto culturale della nostra regione, ma vuole proprio vivere anche le nostre tradizioni dal punto di vista enogastronomico. E noi in questa filiera ci siamo, crediamo di avere veramente tutte le carte in regola per essere anche punto di riferimento in questo settore. Ecco, una passione ma anche una caparbietà che secondo me sono anche tutte della dirigente scolastica Cammalleri, e ha messo sempre in tutto quello che ha fatto veramente tanta passione, una passione che hanno anche i ragazzi che si iscrivono in questa scuola, perché sono scelte anche forse ancora un po' azzardate se consideriamo che è un mestiere legato soprattutto alla figura maschile. Poi vedremo e conosceremo più da vicino anche delle studentesse, donne, giovani donne che si avvicinano a questo mestiere. Che cosa fanno? Abbiamo già dei risultati su
l'uscita degli studenti alla fine di questo percorso? Molti di questi studenti hanno comunque provveduto a rivedere le aziende di famiglia, imponendosi nel mercato non soltanto regionale ma anche nazionale ed estero, con i prodotti che vanno sia nel campo dell'olivicoltura ma anche soprattutto nel campo degli agrumi, quindi degli agrumeti, pensando a ragazzi che orbitavano nella zona della Sibaritide o del Coriglianese, quindi sicuramente hanno una marcia in più perché hanno la consapevolezza che le loro competenze non sono competenze che rimangono in maniera astratta, ma vengono sperimentate ogni giorno alla ricerca di trovare il proprio spazio anche di nicchia nel settore dell'agroalimentare. Noi continuiamo ad avere rapporti anche con l'università perché continuiamo a portare avanti la coltivazione dei grani antichi, abbiamo una sperimentazione sui polimeri perché un'industria del nord ha creduto nel valore formativo della scuola e quindi ha voluto sperimentare qui l'utilizzo dei polimeri in agricoltura, che sono quanto mai importanti, considerato che contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo dell'acqua, che diventa un bene quanto mai prezioso, e quindi alla ottimizzazione delle risorse idriche, ma anche a migliorare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la produzione. Ed è anche il discorso appunto che abbiamo rafforzato con l'associazione olivicola, perché noi puntiamo anche ad una qualità del nostro prodotto. Il nostro frantoio per esempio è un frantoio a freddo che consente di mantenere intatte tutte le qualità organolettiche dell'olio, ma i ragazzi si cimentano anche nell'andare a produrre le olive schiacciate, che fanno parte della nostra traduzione della cucina enogastronomica calabrese, piuttosto che le olive infornate, piuttosto che le olive sotto calce. Quindi diciamo che è vissuta con una spinta imprenditoriale, con una spinta di creare un'azienda che possa avere anche, come dire, dei prodotti di qualità in una filiera appunto dell'agroalimentare anche a chilometro zero, che valorizza tutto il lavoro, tutta la passione che i nostri ragazzi ogni giorno mettono nel portare avanti e nel far sì che la nostra azienda rimanga nostra, perché lei capisce bene che è ubicata al centro della città, è l'unico polmone verde della nostra città ancora presente, e in un processo di urbanizzazione ovviamente potevano anche esserci delle mire perché questo terreno ci venisse espropriato. Noi con caparbietà, con forza, con veramente determinazione stiamo facendo in maniera tale che l'azienda rimanga della scuola e venga vissuta nella sua interezza, e non soltanto durante le ore del curriculare, ma anche attraverso l'intervento degli educatori, venga vissuta nel pomeriggio come attività extracurriculare, con tutta una serie di iniziative che aprono anche alle altre scuole la possibilità per esempio di vivere un progetto di inclusione più generale, invitando le scuole medie a fare gli orti solidali con noi, invitando le scuole medie a venire a partecipare alla nostra vendemmia, come abbiamo già fatto nel mese di settembre. Quindi voglio dire, una scuola che vuole essere punto di riferimento, e abbiamo certamente l'ambizione di poter riaprire il nostro mercatino del sabato con i prodotti della nostra azienda. Cioè vorrei che i sogni dei ragazzi diventassero sempre più realtà, e che a noi adulti spetta il compito di non tarpare le ali alla loro creatività, ma soprattutto cercare di rinforzarli, di incoraggiarli, perché non è facile, ma non possiamo continuare a mettere avanti le criticità, ma dobbiamo nell'evidenziare le criticità però essere propositivi, trovare delle soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi. E io ho detto ai ragazzi che bisogna guardare le cose con occhi nuovi. Il valore della scoperta non è andare alla ricerca di terre nuove, ma guardare quello che si ha con occhi nuovi, che significa che non dobbiamo aspettare che siano gli altri a fare per noi, ma dobbiamo essere noi stessi ad investire perché il nostro futuro possa
possa essere diverso. E c'è una bella storia, no, di un agricoltore che veniva premiato ogni anno perché il suo raccolto era il migliore. E nella premiazione lui si pregiava di regalare ai suoi vicini i semi migliori, e durante una delle ultime premiazioni un intervistatore gli disse: ma perché regali i semi migliori? Rischi di non vincere l'anno prossimo il premio per il migliore raccolto. E lui disse una cosa importante: se io non regalo i semi migliori rischio di perdere tutto quello che ho fatto e ho costruito con caparbietà in questi anni, perché le contaminazioni poi dei semi non buoni dei miei vicini non consentiranno al mio raccolto di essere un prodotto d'eccellenza. Allora noi abbiamo il dovere di regalare la parte migliore di noi, abbiamo il dovere di mettere da parte l'aspetto critico e cercare invece di come dire, far guardare i nostri ragazzi oltre la siepe, si aprono orizzonti che possono essere forieri di grandi successi. Massimino Magliocchi, lei è presidente del IGP Olio di Calabria, in questo caso però parliamo anche dell'Associazione Olivicola Cosentina, che ha un ruolo importante soprattutto per la convenzione che qui oggi stiamo a trattare in questo meraviglioso istituto. Io dico in un'oasi nel centro della città, nel cuore della città, dove abbiamo vigneti e oliveti e nello stesso tempo anche l'azienda che poi trasforma i prodotti di queste meravigliose colture. Oggi parliamo appunto della convenzione. Praticamente cosa possiamo sottolineare? Quali sono gli elementi cardine di questa convenzione? Innanzitutto è un piacere che l'Associazione Olivicola rinnovi ancora questa collaborazione con l'Istituto Tecnico Tommasi e Mancini. Anche perché è una collaborazione che è iniziata negli anni passati e che iniziai io quando ero presidente dell'Associazione Olivicola. Anzi, oggi porto alla presa di saluto dell'attuale presidente dell'Associazione Olivicola, Paolo Occhiuto, che per ragioni istituzionali non è presente, avendo un altro impegno con il Ministero qui a Cosenza. Che dire della convenzione? È una cosa importantissima, io ci ho creduto, ci stiamo credendo, ci crederemo ancora di più, vista anche la disponibilità della professoressa Cammalleri e la sua caparbietà a continuare su questa strada, perché se non c'è veramente impegno, se non c'è veramente voglia di fare e di trasmettere, non si riesce a fare quello che si vorrebbe fare e migliorare quello che sono le esigenze oggi della nostra agricoltura, anche perché l'Associazione Olivicola è titolare di un progetto comunitario, il 611-615 del 2014, che la indirizza verso queste innovazioni, verso queste collaborazioni, verso questa crescita di nuove realtà professionali all'interno di un'agricoltura che sta cambiando, e per ragione di più essere a fianco anche ai futuri agrotecnici e periti agrari è importante, perché l'associazione di proprio conto mette anche a disposizione quello che è il suo patrimonio degli associati, cioè le aziende agricole, far conoscere anche ai ragazzi tutta quella parte reale del mondo agricolo, quindi portarli nelle aziende, fargli conoscere le aziende, fargli conoscere quella che è la realtà oggi che cambia, perché loro, è vero, con il corpo docente hanno tutta quella parte, diciamo, tecnico-scientifica, ma è una parte tecnico-scientifica che resta nelle aule e non viene, che non si ripercuote anche sul territorio, e noi vogliamo dargli questa possibilità, questa opportunità, e lo riteniamo importante perché la crescita deve essere così, cioè fare sia l'uno che l'altro delle due cose, cioè la realtà aziendale con quella che è la realtà scolastica.
E in più la crescita che noi cerchiamo anche di trasmettere a loro è invogliarli con la competizione, cioè dare la possibilità a loro anche di creare noi dei concorsi per qualificare meglio il loro operato, e ai migliori ragazzi che si affacceranno su questi concorsi, che parteciperanno a questi concorsi, ci sarà data la possibilità, come abbiamo fatto negli anni passati, di trasmettere all'esterno ma anche all'estero quelle che sono le loro bravure, quelle che sono le loro proprietà tecniche, non solo nella parte agricola ma anche della ristorazione, perché c'è anche l'alberghiero all'interno del Tommasi, e noi siamo stati a Bruxelles anni fa, dove i migliori ragazzi hanno portato questi piatti preparati dall'istituto a degustare all'interno della comunità europea. E questi concorsi noi vogliamo ripeterli, rafforzarli, perché sono anche di stimolo ai ragazzi a migliorarsi, ad applicarsi e ad essere sempre all'avanguardia in quello che sono tutte le nostre realtà. Con questo è anche portare quel contributo di conoscenza del nostro territorio, perché bisogna anche dare la possibilità a chi viene in Calabria a fare turismo in Calabria a conoscere anche quello che è il nostro territorio, quelli che sono i nostri prodotti, e presentarglieli nel modo giusto, perché noi abbiamo delle produzioni eccellenti, delle produzioni uniche. Innanzitutto io parlo dell'olio d'oliva. Noi abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte della comunità europea come IGP, appunto perché il nostro olio è uno dei migliori oli in produzione in Italia. Ecco, tutte queste cose noi le vogliamo trasmettere insieme a loro, perché la scuola è il futuro, l'agricoltura sta cambiando, quindi più collaborazione c'è, più iniziative del genere si fanno, credo che riusciremo a dare un contributo veramente reale, un contributo utile a quello che è lo sviluppo della nostra agricoltura. Possiamo parlare anche di sensibilizzazione del futuro consumatore, che poi è anche il giovane, comunque un consumatore a tutti gli effetti, cioè far capire quanto è importante la qualità dell'olio d'oliva in particolare? Certo, ecco, perché i ragazzi che usciranno da questi istituti naturalmente saranno gli ambasciatori di questi messaggi, cioè sono loro i migliori veicoli per far conoscere le qualità dei nostri prodotti, cioè, ma anche le proprietà salutistiche e organolettiche che essi contengono, e quando è importante per un consumatore fare scelte giuste, fare scelte mirate, ma farle tramite chi gli va a spiegare bene e meglio tutte quelle che sono queste cose, perché il consumatore oggi acquista quasi ad occhi chiusi, acquista in base ad un'etichetta, acquista anche in base a dei messaggi specifici e degli spot promozionali, televisivi, non televisivi, eccetera, che gli danno un prodotto, che parlano di un prodotto, ma quel prodotto non viene specificato per i suoi contenuti. E noi qua in Calabria abbiamo tantissime produzioni di eccellenza, come sottolineiamo sempre, ma prodotti unici veramente, perché la Calabria è un territorio che offre tanto, ha un terreno che dà i migliori frutti, con dei contenuti che non si riscontrano in altre regioni, e questo è scientificamente provato, cioè se sostengo questo da tutti questi anni è perché scientificamente è provato che tutto ciò che viene prodotto in Calabria ha dei sapori, degli aromi e delle proprietà salutistiche uniche nel suo genere e in tutto. La maggior parte dei territori calabresi sono occupati da aziende olivicole e oggi quanto è importante riconoscere che la Calabria ha questa, diciamo, eccellenza, e lei parlava prima del territorio, quanto è importante anche il terreno per un buon impianto di olivicoltura? No, certo, è la base, il terreno è la base di quello che si va a produrre, e poi
ogni terreno ha quelle sue peculiarità che cambiano da comune a comune e cambiano anche da coltura a coltura, perché a secondo quello che contiene quel terreno ha una indicazione precisa per una coltivazione ben definita. Il territorio calabrese, essendo maggiormente collinare, si presta tantissimo a quella che è l'olivicoltura, per poi trasferirsi sulla parte della Sibaritide con l'agrumicoltura. Poi abbiamo la parte medio-valle del Crate per quanto riguarda l'orticoltura e andando via, i vigneti nella parte del Cirotano, ma non solo del Cirotano. Abbiamo il Savuto, abbiamo qua il Savuto, il Pollino, dove si stanno veramente facendo delle belle produzioni e stanno nascendo delle belle realtà. E perché? Ecco, si sta facendo conoscere la Calabria in un modo diverso e l'impegno nostro deve essere questo, far conoscere la Calabria proprio per queste cose, e la collaborazione con gli istituti tecnici è importante, la riteniamo veramente vitale. Noi ci abbiamo creduto non da oggi, è da anni che noi lo facciamo, perché abbiamo creduto e crediamo e sosteniamo che sono loro i futuri ambasciatori di quelle che sono le nostre produzioni, ma sono ambasciatori anche in un modo professionale, in un modo di indicare i prodotti tecnicamente, dove vanno ad assumersi anche un impegno e trasmettono una credibilità diversa di quella che può essere quella del produttore, perché il produttore per lui è sempre, anche se può essere il peggiore, è sempre il miglior prodotto. Ha sempre il migliore prodotto. Volevo aggiungere, se mi consente, che l'associazione olivicola per noi diventa anche un partner preferenziale proprio per realizzare l'alternanza scuola-lavoro, che non è una visita aziendale, ma è un vivere con una modalità diversa, appunto nel contesto aziendale, un'esperienza che va ad implementare il curriculare. Quindi noi solitamente stiamo portando avanti delle convenzioni con le aziende triennali, perché l'obiettivo poi è quello che l'azienda, seguendo un certo numero di ragazzi, tra quelli possa scegliere i migliori, quelli che si impegnano di più, per assumerli a tempo determinato o indeterminato. In questo caso l'associazione olivicola ci consente anche di andare ad individuare quelle aziende del territorio che siano anche più prossime alla residenza dei ragazzi, quindi di agevolarli anche in questa modalità di vivere l'alternanza scuola-lavoro. E i nostri ragazzi fanno 400 ore di alternanza nel triennio, quindi è un bel numero, che non è un aspetto formale, perché noi andiamo a fare poi la certificazione delle competenze rispetto al tutor, a quello che il tutor aziendale verifica in questo percorso con scadenza triennale. Quindi il diploma finale avrà la certificazione di quello che anche nel contesto aziendale il ragazzo è riuscito a dimostrare di possedere. Quindi l'importanza di avere partner come quello dell'associazione olivicola significa veramente andare incontro alle esigenze dei ragazzi, di avere delle aziende disposte e disponibili ad aprirsi per consentire loro la realizzazione di questa modalità di apprendimento. Ed ora la linea alla regia per la pubblicità, tra poco. Marta Mazzuca, quinta A. Come mai una giovane donna decide di intraprendere questo percorso di studi? Allora, innanzitutto buongiorno. Io ho scelto questa scuola principalmente perché sono appassionata del campo agricolo e anche perché nel momento della scelta mi sono proiettata anche per un futuro, perché questa scuola lascia un titolo di studio che ti permette già di lavorare solo con il diploma, senza il bisogno della laurea, quindi ho anche pensato a un futuro, anche perché il campo agricolo è in sviluppo, quindi mi sono proiettata sia nella mia passione che nel futuro. Poi ti chiederò anche qual è la tua passione. Intanto qui ci troviamo in un piccolo frantoio, hai già imparato sicuramente quali sono le fasi salienti della trasformazione dell'olivo.
per diventare appunto un ottimo olio per i consumatori. Ce le racconti brevemente queste fasi? Sì, allora, dopo la raccolta delle olive vengono defogliate e poi inserite facendo la molitura nel frangitore. Dal frangitore passano nella gramolatrice dove vengono impastate e successivamente passano nel separatore dove l'olio viene separato dalla sanza. Poi noi le mettiamo nel vaso fiorentino perché non effettuiamo la centrifuga, che è un processo a caldo. Che cos'è il vaso fiorentino? Quel macchinario che si vede lì, dove praticamente ci sono acqua e olio e serve appunto per fare la decantazione dell'olio. Quindi avviene una specie di filtrazione naturale, cioè l'olio la fa in maniera autonoma. E questo invece che abbiamo alle nostre spalle? Questo invece, come ho detto prima, è il frangitore e la gramolatrice. Ecco, la gramolatrice è quella che rende poi l'oliva in una pasta. Sì, pasta per 30-40 minuti e poi ad una temperatura che non deve superare i 30 gradi, al di sotto dei 30 gradi. Questo perché stiamo parlando dell'olio extravergine di oliva. Dell'olio extravergine di oliva. Che differenze possiamo dare dell'olio? Allora, c'è l'olio extravergine di oliva, l'olio di sanza, l'olio di oliva normale. Queste diciamo che sono le principali, poi ce ne sono altre, però sono meno in commercio, meno utilizzate. E la tua passione? La mia passione sarebbe quella in futuro di poter avere un'azienda mia, anche perché al momento in famiglia non abbiamo un'azienda, però da mia nonna mi è stata tramandata questa passione per l'agricoltura e vorrei poi in futuro avere un'azienda mia. Un'altra giovane donna qui nei campi dell'Istituto Tecnico Agrario Tommasi, siamo con Maria Pascuzzo della quinta B. Allora, come mai siamo proprio vicino ad un albero di olivo con delle fronde a terra? Perché per ottenere un buon olio d'oliva si parte proprio dalla materia prima, quindi dall'olivo. Per avere un buon olivo dobbiamo curare, coccolare la pianta. Quando si pensa di potare, si pensano a dei tagli drastici, si pensano a dei tagli invece fatti con delle tecniche particolari. Come si affronta questa tecnica? Questa è una tecnica, diciamo, molto usata. Vengono tolti i polloni che si trovano a terra intorno alla pianta e i succhioni che si trovano sulla pianta. Vengono tolti per aprire la pianta in modo che entra la luce e così si ottiene una buona fotosintesi clorofiliana. E anche la potatura si effettua maggiormente per... Forse proprio la resa, la produzione delle olive. Per aumentare la produzione delle olive e per dare una forma alla pianta stessa, per essere più bella. Sono delle tecniche che nel corso del tempo forse sono anche un po' cambiate. Sì, ci sono varie tecniche, dipende da ciò che si vuole ottenere dalla pianta, diciamo. E anche forse dalla stessa cultivar, dalla stessa pianta. Esatto, questa qua per esempio è una cultivar Galorea che si trova soprattutto qui a Cosenza, nelle zone di Catanzaro, Crotone. È una cultivar a doppio, cioè si può trarre sia l'olivo come lavorazione da mensa o l'olio. Esatto, la carolea è una pianta proprio tipica, possiamo dire quasi legata al territorio calabrese. È una pianta che cresce in altezza o in larghezza? In tutte e due, diciamo. Infatti la potatura serve anche a non farla crescere in altezza per tenerla bassa, per raccogliere meglio le olive, diciamo. Come nasce in te questa passione per l'agricoltura? Io ho un'azienda familiare a casa, sono cresciuta sempre nell'aperta campagna. E quindi tra genitori, nonni ho questa passione per l'agricoltura ma soprattutto per gli animali. E hai pensato anche di studiare quelle che invece magari sono state tramandate, quelle nozioni che sono state tramandate da padre in figlio fino a tuo padre? Certo, voglio ampliare il più possibile il tutto. Non solo ampliarlo, pensi che le maggiori conoscenze possano contribuire a migliorare o ad ingrandire quello che già hai? Sì, le conoscenze aiutano molto, però io sono sempre per tenere le basi dei nonni, le cose tramandate dai genitori. Quindi tradizione, passato e presente insieme.
Il professore Luigi Gallicchio è responsabile delle aziende dell'Istituto Tommasi di Cosenza. Aziende, abbiamo parlato di produzione di olio, produzione di vino. Che cosa si fa nella pratica per questi giovani ragazzi allievi di questo istituto? Dunque, noi abbiamo un'azienda qui su Cosenza di circa 5 ettari e mezzo, di cui 1 ettaro è adibito alla coltivazione dell'olivo. La nostra varietà qui è la Carolea, una varietà locale, da cui ricaviamo dell'ottimo olio extravergine di olive, cioè con un'acidità inferiore allo 0,1%. Quindi siamo al top, perché non usiamo pesticidi, non usiamo concimi minerali, ma solo ammendante organico, e ci affidiamo al Padre Eterno per le avversità. L'olio che consumiamo, una parte viene venduto, che produciamo, una parte viene venduto all'esterno, l'eccedenza, e la maggior parte invece viene assorbito dal convitto qui della scuola, che prepariamo gli alimenti per i ragazzi. Ecco, si è parlato proprio di far vedere praticamente ai ragazzi che cosa si studia, come metterlo in pratica e come metterlo in pratica soprattutto nel futuro, per il loro futuro lavorativo. Esatto, i ragazzi qui, i ragazzi soprattutto del 4° e 5° anno, cioè un po' cresciutelli, trascorrono la maggior parte del loro tempo nell'azienda, sul terreno vero e proprio, facendo pratica. Mettono in atto le loro conoscenze scolastiche, quindi vengono trasferite sul campo o fanno le varie coltivazioni, dalla preparazione dei terreni alla raccolta delle olive o di altri prodotti, alla trasformazione vera e propria che poi noi imbottigliamo e vendiamo. Quindi il ragazzo segue tutto il ciclo biologico della pianta, ogni anno è sempre così. Ora siamo in mezzo a questo uliveto, abbiamo parlato prima con la studentessa della tecnica di potatura, imparano anche a rispettare la pianta attraverso queste tecniche. Certo, le piante vanno rispettate. La potatura è una costrizione delle piante, perché purtroppo bisogna metterle in atto, altrimenti le piante avrebbero uno sviluppo eccessivo e quindi poi ostacolerebbero la raccolta e questi lavoretti qua. Quindi vengono potate, e sull'olivo noi eseguiamo solo una potatura invernale che mira soprattutto a dare una forma all'olivo stesso, a contenere lo sviluppo vegetativo e ad eliminare eventualmente i rami rotti, i rami secchi, i rami ammalati, i polloni, i succhioni, e nello stesso tempo fare in modo che riceva quanto più sole possibile, perché la produttività della pianta non è solo legata al suo benessere esterno, ma anche alla capacità di poter assorbire energia luminosa, legandosi poi tutto il discorso al processo fotosintetico, che senza fotosintesi non ci sarebbe una buona produzione. Oltre a dell'ottimo olio extravergine d'oliva, voi producete anche dell'ottimo vino, mi pare? Sì, io sono qui da 30 anni più o meno, perché prima sono stato come alunno, adesso come docente, e produciamo questo vino nel nostro vigneto aziendale. È un vino sempre biologico, perché gli unici trattamenti che facciamo sono a base di rame e di zolfo, quindi non usiamo prodotti di sintesi. La concimazione la eseguiamo con residui organici che ci vengono forniti da alcune ditte della zona. Il nostro vigneto ospita alcune varietà locali, quali il Magliocco, il Montonico ed il Greco. Il Montonico e il Greco li abbiamo sia nella varietà nera che nella varietà bianca. Ogni tanto ci dilettiamo anche a fare la spumantizzazione del vino bianco, e devo dire che abbiamo raggiunto ottimi risultati spumantizzando col vecchio metodo o il metodo tradizionale o il metodo champenois, spumantizzando di tanto in tanto una parte del nostro vino bianco, perché in città non è usanza, non è uso consumare molto vino bianco, e quindi noi quello che eccede lo trasformiamo in spumante.
Adesso ultimamente ci stiamo anche adoperando, creando le possibilità per poter produrre una birra artigianale. Abbiamo messo in coltura 2 ettari di terreno, su 1 ettaro coltiveremo l'orzo e sull'altro ettaro invece coltiveremo del luppolo che poi serve per fare. Siamo in attesa di ricevere i macchinari necessari per fare tutto il processo. Dottore Iannotta, abbiamo parlato di olio d'oliva, abbiamo parlato di extravergine, abbiamo parlato di potatura, abbiamo parlato di frantoio. Quanto è importante per questa regione una produzione come quella dell'olio d'oliva? Beh, direi che è fondamentale, intanto per i suoi aspetti economici, perché rappresenta già 1/4 del PIL agricolo regionale, la filiera olivicolo-olearia, quindi diciamo c'è un'importanza economica notevole. Ha peraltro anche un'importanza sociale, perché 130.000 aziende sono coinvolte nella coltivazione dell'olivo, quindi 130.000 famiglie calabresi che lavorano e diciamo, fanno riferimento al proprio reddito attraverso la filiera olivicolo-olearia. Una produzione, non dimentichiamo che insieme alla Puglia siamo tra le prime regioni in Italia per proprio produzione, che richiede sempre più un maggiore impegno proprio nella trasformazione, ma ad iniziare proprio dall'albero, dalla cura dell'albero, si parlava prima, alla realizzazione del vero e proprio olio d'oliva. Partiamo appunto dalla pianta, abbiamo piante autoctone. Sì, la pianta è fondamentale e quando noi intendiamo dire la pianta diciamo sia gli aspetti pedoclimatici, quindi di coltivazione e anche di vita biologica della pianta, sia dal punto di vista genetico, perché ogni pianta ha una propria matrice genetica e quella è importantissima per la qualità e anche la caratterizzazione del prodotto che noi vogliamo ottenere. In questo caso in Calabria esistono un notevole numero di varietà d'olivo e questo rende particolarmente ricca l'olivicoltura calabrese, tant'è vero che lo stesso IGP, il disciplinare IGP Olio di Calabria, ne prevede l'utilizzazione di 7 di questi genotipi. Ovviamente la qualità si costruisce in campo, poi nella fase di trasformazione, nella fase di imbottigliamento e di commercializzazione va mantenuta questa qualità, però la qualità si costruisce in campo e quando si parla di qualità si parla di qualità a 360 gradi, quindi qualità dal punto di vista della sicurezza, nel senso che sia un prodotto che non abbia dei residui indesiderabili. E poi ci sono altre sfaccettature della qualità, per esempio le qualità commerciali che sono l'acidità, il numero di perossidi, le costanti spettrofotometriche. Poi c'è una qualità organolettica che è fondamentale, che è quella legata al gusto e diciamo alle diverse sfumature sensoriali che fanno dei diversi oli e una diversificazione non solo qualitativa ma anche sensoriale, quindi di gusto. Poi esiste una qualità nutrizionale sulla base delle sostanze nutritive contenute all'interno del prodotto e infine anche una qualità salutistiche perché diciamo, nell'olio d'oliva sono contenute delle sostanze che hanno grande importanza nella salute del consumatore e soprattutto nella prevenzione delle malattie. Ecco, passiamo ad analizzare queste che lei ha citato come peculiarità dell'olio d'oliva. Da una buona oliva, da un buon frutto di olivo, si trae necessariamente, sicuramente un buon olio d'oliva o questo dipende da quelle caratteristiche che lei prima citava, quindi la trasformazione, se viene usata per esempio una tecnica a freddo piuttosto che altre tecniche utilizzate negli anni precedenti. E, la raccolta, il momento di maturazione dello stesso olivo e anche le tecniche appunto di raccolta, non si raccolgono più delle olive per esempio da terra perché portano con sé tutta una serie di componenti che non appartengono sicuramente all'olivo oppure non si lasciano tanto tempo sulla pianta. Ricordiamo al consumatore quanto sono importanti queste fasi. Precisiamo una cosa, la filiera olivicola olearia consta di 3
segmenti. Il primo segmento è quello agronomico, quindi quello che attiene alla parte agricola, dove praticamente le piante vengono coltivate e dove le pratiche culturali assumono notevole importanza. Quindi mi riferisco alla potatura che favorisce, diciamo, il metabolismo della pianta, mi riferisco alla difesa fitosanitaria perché le olive rimangano sane, e poi ovviamente mi riferisco anche alla tecnica di raccolta. Le olive vanno raccolte dalla pianta, a mano, a macchina, ma sempre dalla pianta. In questi ultimi anni ovviamente si è molto sviluppata la raccolta meccanica con macchine di diverso tipo per sottrarre le olive alla pianta, e a quel punto l'oliva è sana ed è potenzialmente, diciamo, l'ideale per fare un prodotto di grande qualità. Nella seconda fase della filiera, che è quella di trasformazione, non si può più migliorare questa qualità, si può mantenere, perché, diciamo, attraverso le fasi di trasformazione si possono avere, diciamo, dei danni a questa qualità, degli incidenti di percorso, a cominciare da quello della temperatura. Lei faceva riferimento al freddo, al caldo, eccetera. Adesso ci sono i nuovi impianti di estrazione che sono questi a ciclo continuo, che sono a 2 fasi, cioè estraggono l'olio e poi estraggono tutta la parte reflua a parte. Queste sono completamente automatizzate, non oltrepassano mai i 27-30 gradi, quindi, diciamo, sono tutti a freddo da questo punto di vista. Ed è importante perché queste temperature così basse favoriscono il permanere delle sostanze aromatiche, che essendo dei gas altrimenti evaporano e vanno via, quindi poi noi non sentiremmo, nel momento in cui andiamo a gustare l'olio, tutta la parte olfattiva che riguarda il flavor e quindi il profumo dell'olivo. Poi la terza fase è la fase di confezionamento e imbottigliamento, e lì, diciamo, è solo una questione commerciale, nulla di più, che però è importante perché poi attraverso questi confezionamenti e soprattutto attraverso la posizione delle etichette, allora cerchiamo di garantire il consumatore circa l'origine di questo prodotto e anche circa le qualità di cui parlavamo prima, perché in genere queste qualità attraverso l'etichetta possono essere rilevate. Ecco, un consumatore come fa a distinguere un buon olio da quello che viene chiamato soltanto tale? Ci sono delle leggi e vengono applicate soprattutto? Sì, ci sono delle leggi purtroppo ormai vecchie, perché è la legge che sancisce l'olio extravergine d'olivo, che risale al 2003 e che non è più attuale, perché prende come riferimento solo i valori commerciali, che sono acidità, numero di perossidi e costanti spettrofotometrici, e poi prende in considerazione il fatto del gusto, però soltanto come assenza di difetti, quindi come fatti di pregio non esistono. Quindi si imporrebbe nel nostro paese o nella comunità europea addirittura una nuova legislazione, un qualche cosa che possa garantire ancora di più l'olio extravergine di grande qualità. In questo caso c'è un progetto al Ministero, si parla di etichettatura come olio di alta qualità, quindi olio extravergine di oliva di alta qualità. E allora in questo caso vengono presi in considerazione anche tutti quegli altri parametri di cui parlavamo prima e che serviranno, diciamo, a garantire il consumatore. È chiaro che il consumatore la prima scelta che fa nel momento in cui va al supermercato è quella economica, è quella del prezzo, e laddove il prezzo è più basso il consumatore si orienta per una questione naturale, normale, però purtroppo porta quasi sempre sulla via sbagliata, perché noi siamo importatori di olio da altre parti extranazionali, purtroppo non sempre di qualità eccessiva, che, diciamo, stante la legislazione esistente possono essere sì catalogati come olio extravergine d'oliva, però hanno solo quel tipo di acidità, quel tipo di perosse, ma tutto il resto non c'è. Non c'è più niente di olio d'oliva spesso in questi oli? No, assolutamente no. Infatti noi ci siamo molto preoccupati, e per esempio per l'olio IGP di Calabria, ecco un altro aspetto importante dell'etichettatura. Nel momento in cui c'è una certificazione della qualità, in questo caso l'olio IGP, alle spalle di questa produzione c'è un disciplinare. Questo disciplinare stabilisce tutto, sia i metodi di coltivazione in campo, quindi le olive come devono essere trattate, sia le cultivar, ossia le varietà
che devono essere utilizzate, e poi ci sono tutte le caratteristiche dell'olio, comprese quelle nutrizionali, quelle salutistiche, eccetera. Per cui con l'etichettatura IGP effettivamente si ha una maggiore tranquillità sulla bontà del prodotto, addirittura certificata. Un'ultimissima domanda: quando parlavamo prima di questi oli a basso prezzo, non dimentichiamo che se non ci sono quelle componenti fondamentali che aiutano anche l'organismo, parliamo dei componenti nutrizionali, ma anche che fanno bene alla salute. Ma sì, ma infatti guardi, l'olio d'oliva è salito, diciamo, alla ribalta internazionale già da quando nacque la dieta mediterranea, quindi ci riferiamo agli anni 50, nei quali si notò e si dimostrò che le popolazioni del Mediterraneo che facevano uso di olio d'oliva avevano una maggiore longevità. Questa era dovuta a una scarsa incidenza delle malattie cardiovascolari per il basso contenuto di colesterolo nel sangue, dovuto appunto all'acido insaturo acido oleico contenuto nell'olio d'oliva. Ma nel corso degli anni successivi la ricerca medica è andata avanti e, diciamo, da queste ricerche sono emerse nuove situazioni di bellissime prospettive, perché queste sostanze, per esempio i polifenoli, che sono sostanze antiossidanti, sono sostanze in grado di bloccare i radicali liberi delle cellule, quindi il processo di invecchiamento. In pratica le persone che consumano stabilmente e continuativamente olio d'oliva invecchiano di meno, e quindi, diciamo, è già un primo risultato. Poi quella prevenzione delle malattie cardiovascolari riconosciuta già dagli anni 50, adesso si è estesa ad altre patologie, per esempio a tutte quelle neurodegenerative, e mi riferisco al Parkinson, all'Alzheimer, eccetera, sono tutte relativamente dirette a questi contenuti nell'olio d'olivo, così come ultimissime ricerche proprio anche le malattie neoplastiche possono essere preventivamente contenute, ridotte, almeno alcune di queste malattie neoplastiche, dovute a queste sostanze contenute nell'olio d'oliva. L'Istituto Tommasi, come anticipato dalla dirigente Cammalleri, ha annesso un convitto, uno storico convitto, per cui si dà molta importanza anche all'aspetto educativo degli studenti che poi vivono in maniera, diciamo, residenziale qui a Cosenza per studiare le materie legate all'agricoltura. Siamo con l'educatore Maurizio Pellegrino, il quale dedica il suo tempo, diciamo, in attività extra, quelle possiamo dire pomeridiane, quelle extra scolastiche, ma che sono tuttavia legate sempre all'attività principale, che è quella sull'agricoltura. Allora sì, la nostra scuola praticamente è l'unica della città ad avere la fortuna di possedere appunto un convitto, che è una struttura che offre la residenzialità agli studenti che vengono magari da fuori, no? Quindi che non sono residenti nel nostro comune, e quindi offre la residenzialità, ma proprio come servizio base. In realtà noi abbiamo l'ambizione, o se vogliamo la presunzione, no? di ottenere ben altro, ovvero attraverso le attività educative che noi promuoviamo. Siamo convinti di contribuire alla formazione di questi ragazzi, naturalmente integrandoci con i docenti e con le famiglie. Allora, ecco, appunto, io da educatore mi occupo insieme ai miei colleghi di attività educative. Queste attività sono finalizzate diciamo alla crescita, quindi alla trasmissione di messaggi, di principi, di valori, no? Di questi ragazzi che le famiglie ci affidano in un'età molto particolare, e noi poi per qualche anno ce l'abbiamo appunto 24 ore su 24, quindi stiamo attenti al momento della mensa, al momento del riposo notturno, e ovviamente in orario in cui
sono previste le attività educative, tra le quali se vogliamo la principale è quella legata allo studio. Durante le attività di studio noi li assistiamo, offriamo loro consulenza e quindi diciamo, garantiamo, ci preoccupiamo di formare da questo punto di vista dei ragazzi che possano rappresentare in un certo senso l'eccellenza, visto che insomma sono curati in una maniera molto particolare. Allora, altri brevi esempi di attività? Ecco, visto che noi comunque dobbiamo sbizzarrirci con la fantasia, perché per noi qualsiasi tipo di attività è buona per trasmettere appunto quelli che sono i nostri insegnamenti, allora ovviamente un occhio particolare è per le attività che sono legate alla tipologia di scuola. Quindi noi abbiamo la fortuna di essere ospitati in un contesto molto bello insieme all'azienda, no? L'azienda della scuola, che ci offre la possibilità di realizzare attività che si vanno ad integrare con le attività proprio della scuola, creare in un certo senso la produzione, produrre diciamo alimenti legati all'azienda, che possono essere per esempio le erbe aromatiche o altro da poter eventualmente anche consumare poi noi, no? in modo tale da realizzare prodotti biologici, la produzione di prodotti a chilometro zero, perché poi lo stesso prodotto viene consumato dai ragazzi nella mensa e insomma questo penso che sia una cosa abbastanza bella, no? Si è parlato di filiera corta, dalla produzione dell'olio d'oliva, un prodotto proprio dell'azienda legata all'Istituto Tommasi di Cosenza, alla realizzazione di un piatto, questa volta tocca all'Istituto Mancini. Il docente Carmelo Fabbricatore, docente di enogastronomia dell'Istituto Mancini, ci parla di questo connubio tra cibo e prodotto principale, come può essere quello proprio dell'olio d'oliva. Ma sicuramente l'olio d'oliva è uno dei nostri ori della Calabria e quando poi riusciamo ad averlo così in termini di filiera corta, come in questo caso l'olio prodotto qui all'Ita Tommasi, viene poi lavorato nei piatti preparati dai ragazzi dell'Alberghino Mancini, voglio dire, abbiamo trovato veramente un connubio e una perfezione in quello che è l'utilizzo della materia prima, proprio perché fa solo 700 metri di percorso per arrivare sulla tavola, e i nostri ragazzi stamattina vi delucideranno su quello che hanno preparato in modo tale da dare un'idea di come viene utilizzata questa materia prima importantissima. Ecco, filiera corta, abbiamo visto una cultivar che è la Carolea. Quest'olio prodotto dalla Carolea come si abbina ad un piatto che vediamo qui su questo tavolo legato, quindi è un piatto di legumi tra l'altro, anche prodotto calabrese probabilmente. Appunto, come ha detto il professore, questo è una zuppa di lenticchie dove l'olio va servito a crudo e soprattutto alla fine. Noi qui abbiamo fatto le lenticchie di Normanno, che è un tipo di lenticchia più piccola, le abbiamo messe in acqua fredda e poi passate successivamente sul fuoco insieme a altri tipi di odore, come le carote, le cipolle, il sedano e l'aglio, e infine le serviamo su un piatto appunto con un crostino e anche l'olio appunto extravergine d'oliva. Olio extravergine d'oliva, dicevo, Carolea, che si abbina perfettamente a un piatto di legumi come questo, ma che esalta anche altri piatti, per esempio. Ma sicuramente la nostra allieva vi deluciderà come viene utilizzato su una semplice bruschetta, che è un piatto che viene servito tantissimo in estate, piatto fresco, e va a condire i pomodori nostri pure che vengono coltivati qui nell'azienda dell'Ita Tommasi, in modo da esaltarne sicuramente il sapore. Ecco, la bruschetta, un piatto semplicissimo, si abbina ai legumi, ma anche da sola con un buon profumato olio d'oliva di Carolea va bene. Sì, abbiamo preparato il pomodoro tagliandolo e aggiungendo vari aromi, tipo appunto l'olio di oliva extravergine prodotto
prodotto qui all'Ita Tommasi, e aggiungendo poi, mettendolo su una bruschetta. Magari un po' intiepidita, così si esalta ancora di più il flower di questo bellissimo e profumatissimo olio. Sicuramente con il pane caldo e quindi poi insaporendo con dell'origano, del basilico, dell'aglio, viene fuori un piatto semplice ma sicuramente gustosissimo.